Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Sardegna World. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella e a lasciare un like se il video vi piace. Oggi ci troviamo a Cannigione. Sì, siamo nel porto e pian piano stiamo uscendo. La tappa di oggi, l'arcipelago di La Maddalena. Ringraziamo Zonza per averci sponsorizzato questa giornata e averci permesso di poter uscire in questo bellissimo paradiso che adesso vi mostreremo. Quindi state con noi, vi mostreremo tantissime bellezze di questo paradisiaco posto. Ciao! Questa è l'isola di Santo Stefano. Noi adesso stiamo passando tra l'isola di Santo Stefano, Capodorso ed ecco a voi La Maddalena. Siamo partiti presto stamattina e abbiamo trovato un po' di foschia. Quindi le immagini che avrete visto fino adesso sono comunque piene di foschia, ma non preoccupatevi perché il cielo sta schiarendo e le immagini da qua in poi saranno molto belle. Rimanete con noi, ciao! Questa che vedete di fronte alla nostra prua è l'isola di Sfargi, la prima tappa di questo tour di oggi. Questa è Cala dei Corsari. Come potete vedere siamo a fine maggio e già tantissime barche a vela e adesso ci avviciniamo, entriamo un po' dentro e ve la facciamo vedere ancora meglio. Cala dei Corsari, guardate che mare.
Ok, lasciamo l'isola di Spargi e adesso ci dirigiamo verso l'isola di Budelli. Quella che vedete là, la spiaggia rosa. Guardate qua i colori, spettacolo. Ok, abbiamo lasciato il SUP, adesso camminiamo e ci ritroveremo davanti a quel bellissimo paradiso che io vedo già, che si chiama Spiaggia Rosa dell'isola di Budelli. La bellissima spiaggia rosa e passiamo dove ci è permesso passare. Che colore! Bellissima, guardate che acqua. Lasciamo la spiaggia rosa e adesso facciamo la lunga traversata, la prossima tappa Cala Napoletana. Andiamo direttamente là, via! Ok, abbiamo fatto la traversata dalla spiaggia rosa dell'isola di Budelli, abbiamo tagliato corto e ci stiamo ritrovando direttamente qua all'ingresso della spiaggia di Cala Napoletana. Spettacolo.
Adesso vi porto a vedere una piccolissima insenatura, il nome ve lo dico quando siamo lì. Questa qua davanti è Cala Caprarese, che ha dell'incredibile, con tutte queste rocce intorno, con tutta questa natura incontaminata intorno. Non aggiungo altro, adesso vi lascio parlare le immagini. Guardate voi, l'acqua è bassissima, tante piccole lingue di sabbia, guardate che spettacolo. Ok, lasciamo Cala Caprarese e adesso proseguiamo verso le tre calette. Ok, anche questa parte della costa di Caprera l'abbiamo vista, abbiamo fatto Cala Napoletana, Cala Caprese e le tre calette. Adesso facciamo un altro po' di navigazione e andiamo verso la parte est dell'isola a vedere la magica spiaggia di Cala Cotticcio. Ciao! Ok, stiamo per arrivare nella bellissima baia dove ci sono le due spiaggette di Cala Cotticcio. Possiamo già vedere che sono transennate, per fortuna.
Ticcio un vero spettacolo, anche la spiaggia rosa, tutte le spiagge dell'isola di Spargi, le spiagge di Caprera, sono state tutte un sogno. Quindi ragazzi, ragazze, giovani, meno giovani, affittate un gommone e godetevi l'arcipelago di La Maddalena. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti da Sardegna World, ciao!